Violenza sessuale di gruppo è la grave accusa nei confronti di 2 uomini e una donna che nell'ottobre scorso avrebbero abusato di una ragazza minorenne. Agli arresti domiciliari sono finiti 2 uomini di 27 e 28 anni di origini nordafricane regolari nel nostro paese con un lavoro e una donna di 31 anni italiana, anche lei parte attiva nella violenza. Abuso che sarebbe avvenuto proprio nella casa della donna conosciuta dalla ragazzina sedicenne nata in Italia da genitori stranieri. Una conoscenza che ha portato la giovane a frequentare l'abitazione e quel giorno di ottobre in casa della 31enne c'erano anche i 2 uomini che la donna ben conosceva e probabilmente frequentava e che assieme a lei si sono trasformati in violentatori approfittando della minore resa inoffensiva. Diciamo che c'è stato anche l'uso di sostanze stupefacenti per indurla a concedersi. Intontita dalla droga, marijuana, cocaina, i 3 hanno approfittato della ragazza. Una volta tornata a casa c'era qualcosa in lei però che non era più lo stesso, come un macigno gravava su di lei quanto era accaduto e forse la cosa non è sfuggita ai genitori, tanto che alla fine la giovane in lacrime si è lasciata andare. La ragazza ha riferito la cosa ai genitori che subito dopo hanno denunciato il fatto. Da lì sono partite una serie di attività tecniche condotte dall'aliquota dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Vicenza, unitamente al nucleo investigativo del comando provinciale, che hanno avallato la tesi investigativa. Sono state eseguite così nelle scorse ore tra Trissino, Arzignano e San Bonifacio le ordinanze di custodia cautelare e domiciliari emesse dal GIP Massimo Gerace dei 3 che dovranno appunto rispondere di violenza sessuale di gruppo.